The Real Driving Simulator e vediamo cosa. Allora, ciao, ti do il benvenuto in My First Gran Turismo. Sono Sara, ti farò da guida. Ho preparato 5 modalità di gioco in cui potrai familiarizzare con il mondo di Gran Turismo. Per giocare però dovrai prima ottenere una patente presso i centro patenti, un classico del Gran Turismo. Allora abbiamo gare, prove a tempo, sessioni di prova e i miei risultati. Mi sa che il rally musicale dovrò saltarlo per motivi di copyright, se no rompono le scatole. Allora, ho intanto opzione, volevo vedere una cosa, impostazioni video, no, volume audio, musica menu 1 proprio, effetto, beh possiamo che lasciarlo a 8, non è un problema. Riproduci musica gara, no, musica gara 1 proprio, effetti gara va bene, musica replay proprio 1, effetti e replay possiamo che lasciare, volume principale replay no 1, altra musica 1, due canestri, no il 7.1 io, bene. Bene, allora centro patenti, vediamo. Questo è il centro patenti, che ti verranno assegnate sfide da completare entro un tempo prestabilito, va bene? Per prima cosa guarda il tutorial e familiarizza con i comandi di base. Il tutorial non prevede un limite di tempo, perciò rilassati e divertiti. Va bene, facciamo, vediamo che cos'è. Penso che sia il solito L2 R2, R2 acceleratore, L2 freno, teoria almeno una volta era così. Naturalmente siamo su PS4, quindi probabilmente i caricamenti saranno un po' più lunghi. Seleziona il volante, l'acceleratore e il pedale del freno che preferisci. Allora, no, possiamo tasti L2 R2, sì, va bene, perfetto. Ti do il benvenuto nel tutorial, qui imparerai tutte sulle funzionalità di guida assistita. Inizieremo con una piccola dimostrazione. Sta andando da solo. Vedi quella zona rossa più avanti sul tracciato e l'area di frenata. Indica i punti in cui devi frenare a fondo. Ricorda che freni non appena le auto entrano nell'area di frenata, il colore rosso diventa più chiaro man mano che rallenti e ti avvicini alla velocità giusta per sterzare. Attenzione, anche l'uscita della curva non accelererai troppo bruscamente o finirai fuori pista. È difficile capire le traiettorie giuste, ma è la prima volta che si guida su un tracciato, vero? Vero. In questi casi la traiettoria assistita può essere molto utile. Gli indicatori di curva ti aiuteranno a superare le curve. Ci sono indicatori per l'inizio della sterzata e per il punto mediano della curva, il punto di corda per l'uscita. Tieni d'occhio questi indicatori mentre guidi. Anche l'indicatore della traiettoria è molto utile. Segnale la traiettoria perfetta da seguire su un tracciato, quindi assicurati di fare riferimento mentre guidi. L'indicatore di frenata mostra anche il momento in cui bisogna rallentare.
Quando è attivo l'indicatore verrà sul rosso man mano che ti avvicinerai al punto in cui devi frenare. Quando lampeggia vuol dire che è il tempo di frenare. Il numero in rosso è mostrato accanto alla marcia va bene, suggerita. Dovreste puntare ad arrivare alla curva successiva con quella marcia. È utile anche per capire quando è bene rallentare. Però ti do una marcia più alta anche lui. Bene. Ah, ecco. Bene, penso che ora dovresti scendere in pista, va bene. Impara sul sistema di auto di guida. Sto guidando col joypad, portate pazienza. Cioè, io ci ho messo ottima guida, beh insomma. Ci scusa tutti gli aiuti della guida per un po' finché ti abitui del tutto. Con l'esperienza imparerai a farne a meno. Sfrutta i cordi al lato del tracciato e le postazioni dei commissari di guida che indicano dove iniziare a frenare. Ora sensore di livello di aiuto alla guida. Dimmi, hai mai giocato a Gran Turismo? Sì, ho giocato un po' di tempo fa, ma... Grazie, prego. Per il pilota che esperienza consiglio comprensione intermedio. Se hai fiducia di tue capacità, prova esperto. Puoi regolare la trasmissione e impostazione degli aiuti in qualsiasi momento dal menu impostazione aiuti, va bene? Io direi di fare una via di mezzo, perché l'ultima volta che ho giocato un Gran Turismo è stato al GT Sport, che è uscito quanti anni fa? Comunque io direi fare un intermedio e dopo speriamo di fare del nostro meglio, ovviamente. Allora, sono 18 auto. Intanto abbiamo la Suzuki Jimny XC18, va bene. Sono disponibili con la sessione di prova e i miei risultati, va bene. È disponibile la nuova patente B1, molto bene. Il tutorial finisce qui, ottimo lavoro, ora affrontiamo qualche sfida. In nazionale B imparerai tutte le basi della guida, va bene? Completa tutte le sfide ottenendo almeno un bronzo per ricevere la patente B nazionale. Vabbè. Questa patente ha accesso a modalità rally musicali, altre poi patenti nazionali A e internazionale B. Sono 4 sessioni, comunque non so. Allora, questo qui cosa devo fare? Partenza e fermata, sempre l'inizio è sempre così, dei più semplici. Ti danno anche macchine abbastanza orribili. Bene. Allora, più una partenza fermata invece a 400 metri prima e fermarti nell'area del traguardo. Va bene. Penso solo ad andare avanti. Insomma. Allora, va bene. Scegli qualcosa che funga da indicatore di frenata quando raggiungi frena. Impostazioni. Impostazioni aiuti. Controllo trazione. Non lo voglio. Zero. Indicatore, controllo stabilità, no.
Debole, sì, dai, lasciamo debole questo. Inizia. Dobbiamo fare sotto i 18. Peugeot. Cinquanta. Diciassette e 8. Ora provo a prendere l'oro. No, riprovo. Finché si vede gesto del nome, stabilire un nuovo record. Il mio nome. Conquistando una posizione compresa tra la prima e la decima, stabilisce un record. Gli amici e familiari cerca di stabilire il record migliore. In questo modo ci divertiremo tutti insieme con Gran Turismo. Bene. Insieme, vabbè, in questo caso è Joker Gaming. Fine. Ok. Registrazione. È fattibilissimo l'oro perché 17,8 ho frenato un po' troppo tardi, ho sbagliato bottone. 100, 100. No. Riprova. Proviamo la terza volta, di solito dicono che quella è buona. No, ho sbagliato. Ho frenato ancora troppo. No, riprova. No, salta. Non è così difficile, bisogna solo trovare il punto giusto da frenare. Niente. Per poco va bene. Fine. Registrazione, va bene, nessun problema. Avanti. Beh dai, l'argento non è poi così male. Termina. Bene. Intanto vediamo quanto tempo ci mettiamo a fare la patente B. Al limite vediamo se riusciamo a farle tutte quante insieme, se è possibile farle tutte insieme ovviamente. 100 patenti, base sterzata, va bene. Nel frattempo ditemi se avete mai giocato a un Gran Turismo. B2 le base sterzate, valuteremo l'autorità in una stazione curva a destra, va bene. Partiamo dalle basi qui per affrontare questa curva a destra semplicemente usando il volante, va bene. Assicurati di stare in pista e concentrati sull'angolo e il tempismo con cui percorri la curva. Inizia. Ah. 22,9 almeno. Si vede che sto giocando con l'analogico e non col volante. Oh, l'oro al primo colpo. No, beh, ovvio. Fine. Si va a una curva piuttosto larga.
The Yachts Copen Active Top 02. Va bene. B3. Sembra molto simile alla prova di prima. Kyoto. Ha fatto la stessa curva della prova 2 ma su un'auto più veloce. Vabbè, questa è la stessa curva, vabbè, ma se hai volato un'auto più veloce, va bene. Questa curva non può essere affrontata a piena velocità, va bene. Prova a lasciare l'acceleratore a frenare prima di sterzare. Allora 17,3. Vediamo cosa c'è. Il record 17,4 decimi. Ah, l'ho presa malissimo. Oh sì, il bronzo, no no no. Riprova. Salta. No no, sì, ho fatto schifo. No no no, non esiste. No. Riprova. No, è semplicissima questa. Si vede che è una curva No. Ah, riprova. È proprio l'uscita. Vado troppo veloce in uscita. No. Prendiamo un peletto. Ecco. 17. Oh guarda, ho preso l'oro. Perfetto. Vedi. Registrazione. Perfetto. Termine. Molto potente. B4. Che macchina ho vinto? Ho vinto qualche macchina? No. Questa qui però mi rompe le scatole, me la farò io in solitaria. B4. Ah, qua abbiamo una bella S. Sinistra e poi destra. Allora, basta 3. Qui ci alleneremo a affrontare una curve consecutive. Poi spuntare la lanterna piezza di tracciato. Non dimenticare di usare l'acceleratore di frenare prima di sterzare. Va bene. Allora, abbiamo la mitica Mini Cooper S del 2005. Proviamo. Potevo prenderla anche più forte volendo.
No. No, riprova. Ah, fotoregistrazione, va bene, importa. Cioè non ho neanche frenato praticamente. Argento. Riprova. No, io vorrei prendere l'oro sinceramente. No, per 7 centesimi. Riprova. Salta. Oh, bastava prendere un po' meglio la prima curva, l'ho tagliata un po' di più, sono stato più all'esterno e dopo sono riuscito a prendere meglio l'altra. Ci sono molto. Oh, la potenza nazionale B e abbiamo vinto la Volkswagen Golf 7 GT del 14, va bene. Rally musicale che non posso farlo, come ho detto prima, per motivi tecnici, se no. Allora, quando sono venuto la patente nazionale B, ormai dovresti padroneggiare le basi della guida, insomma, diciamo di sì. Inoltre puoi accedere a modalità di gioco rally musicale, quello me lo farò io da solo. Allora, R1. Quante sono? 5. Basi sterzata. Traiettorie, curve. Chi è che si ricorda che la diceva? Naturalmente ho anche il volante, ma devo ancora prenderci mano, devo ancora impostarlo bene, ma fra poco lo utilizzeremo. Ho intenzione di portare il Gran Turismo 7, che sarà una serie abbastanza grande, perché da quanto ho visto ci sono parecchi menu, dunque. Ecco, a 1 le basi sterzate a 4, cui ti allineerai a frenare prima di sterzare, va bene. Questa curva non può essere affrontata a piena velocità, va bene. Prova a frenare e rallentare prima di sterzare, va bene. Vediamo, Fratelli d'Italia, l'ho preso, adesso te la fa utilizzare. Ah, troppo veloce. Riprova. C'è dove? No. Certo che hai la sterzata di una bicicletta, cioè tanto piano, No, almeno l'argento. Almeno l'argento, perché proprio. E dai, almeno cioè, sono 2 decimi, poco più potrei riprovare, ma mi accontento dell'argento. Almeno l'argento, perché il bronzo è proprio da sfigati, diciamo. Sicuramente ne prenderò, però almeno l'argento.
Abbiamo vinto, oh, il DS, il Pallas del 70. Macchinone. Se non sbaglio quello che utilizzavano i figli di Fiori, può essere, insieme al mitico Volkswagen Bus. Chi se lo ricorda, chi ha una certa età se lo ricorda benissimo. Naturalmente col volante cambia già tutto, c'è le traiettorie, te le fai al momento, invece col joypad è molto difficile. A 2, traiettoria principante 1, qui imparerai i fondamenti e traiettorie esterno, interno, esterno. Va bene. Ah, ho capito. La traiettoria esterno, interno, esterno è il principio fondamentale di una stazzaccia in curva. C'è gente che ci ha messo un secondo, quasi un secondo di meno. Boh. L'idea di entrare in curva dalla parte esterna del tracciato, spostarsi all'interno a metà curva e uscire all'esterno, va bene, sì, spuntando l'interno ampiezza del tracciato potrai percorrere la curva senza rallentare, vero? Puntiamo, come ho detto, almeno all'argento. No, 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 sì. Beh, oddio, non sono neanche andato proprio così male, no, ma ho detto almeno l'argento. Ma non mi ricordo più quel TCS. Oh, sono arrivato troppo. Riprova. Proviamo a metterlo a 3, se hai qualcosa da fare col controllo trazione. Vabbè che ho accelerato anche tutto un colpo, Beh, oddio. Vabbè, mi accontento dell'argento. Fine. Registrazione, molto bene. A 3, molto bene. Dai ragazzi, che almeno le patenti ce le facciamo oggi, dai. Principiante 2, molto bene. Ti sei perso? Dai, dai. Ah, ecco là. Altra traiettoria principale, dove si può aggiungere traiettorie esterno, interno, esterno, va bene. Proviamo a seguire traiettorie esterno, interno, esterno in una curva stretta. La traiettoria di guida cambierà in base al momento in cui inizierai a frenare. Trova un indicatore adatto al frenato e cerca di frenare il punto di corda interno della curva. Se hai problemi a passare sul punto di corda, attiva gli indicatori curva nel menu impostazione aiuti. Come diciamo le nostre volte, paura escape, ma è Woody, quindi via. Oh sì. Madonna che cesso di macchina. Al sterzo di una bicicletta, cioè, vabbè.
Scusi, sì, ho tagliato troppo. Ce la facciamo, qua mi sa che mi accontenterò del bronzo, ammesso che ce la facciamo arrivare, Va bene, ho preso l'argento, neanche a me aspettavo sinceramente, quindi mi accontento dell'argento. Però va abbastanza veloce quel camioncino lì. Termina. E abbiamo vinto la Sprinter Trueno 1600 Apex, la E36. C'è gente che sa che macchina è, soprattutto su che anime è stato utilizzato. Dunque, abbiamo queste qua due. Vabbè, non sembra molto difficile a occhio. Curve consecutive principiante, infatti. Qui imparare fondamentali come consecutiva, va bene. Collega i punti sfruttando il possibile il tracciato, va bene. Inizia, via. 15 secondi e 8. Va bene. Super di qua. Fatto, beh, sarà mezzo secondo, ma va bene anche l'argento, come ho detto. Mi accontento dell'argento, va bene così. Avete visto che bel slitto, cioè ha fatto il saltino, stava per partire, mi ho dato un colpetto di accelerazione, ho staccato l'acceleratore e l'ho riattaccato subito, ma ci ha fatto perdere tempo. A 5. Vabbè, imparare a appoggiare tu, va bene, finora, perfetto. Esterno, interno, esterno. Per passare dal punto va bene, sul successivo. Fondamentale di accelerare con precisione l'ingresso della prima curva. Capito? Prima curva. Oh, il Renault 5. Mitico Renault 5. Vediamo. Ah, ho sbagliato. Cioè, che non l'ho presa neanche veloce però. La prima curva ho detto che è quella più importante. Ah, no, l'ho tagliata troppo. Inizia. E questa macchina qui pompata deve essere...
No, ho sbagliato. Un po' rabbiosina qui la signora, Argento. Va benissimo. E abbiamo preso anche la patente. Termina. Beh, abbiamo la Dodge Challenger RT del 70. E quella di Dominic Toretto, di Fundamental Gare. Sono solo 3 le patenti, non mi ricordo. Sì, internazionale B. Bene, internazionale A e potremmo accedere a gioco gare. No, io direi di farci, quanti sono? Ah, 5 anche questi. Qua saranno qualche bestemmia probabilmente, perché di solito più difficili sono, più devi impegnarti. E un niente serve per farti perdere, passare dall'oro all'argento o dall'argento al bronzo. Quello è brutto. Però cerchiamo di evitarlo. Bene. Allineare e controllare le auto premendo e lasciando l'acceleratore. Va bene. L'utilizzo corretto dell'acceleratore ti aiuterà a stabilizzare l'auto. Ricorda di sfruttare l'intera ampiezza del tracciato per passare correttamente sul punto di corda. Almeno 16 e 7. Anzi 16 e 699. Ah, no, 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 no. Sono arrivato lungo. Dicevo, però potrei riprovare. Almeno a prendere l'argento, se ci riesco. Provo 1 o 2 volte ancora dopo. Beh, ho preso l'argento molto bene. E abbiamo vinto la Mitsubishi Lancer Revolution 5 del 98. Macchinone proprio. Mi sembra che sia un 4VD se non ricordo male. Qua penso sia la stessa roba quello di prima, se non l'ho visto male. Traiettorie, sì, intermedio 2, va bene. Va bene. Curve strette. Ah, è un po' lunghetto anche questo. Sai quando è importante accelerare in uscita delle curve? Nel caso di curve strette come tornante successivo alla prima curva S. Questa sfida dovrai passare in profondità sul punto di corda per uscire in curva fluidamente. Va bene, se vogliamo passare il punto di corda attiva gli indicatori. Va bene, noi indicatori non li vogliamo, quindi via. Vabbè, adesso abbiamo oh sì. Riprova. Che è proprio partita. Proviamo a mettere 2.
La macchina va dove vuole. Mettiamo 3 allora. Un po' più forte. Oh sì, dovrei migliorare di un secondo. Proviamo. Facciamo registrazione, vabbè. No. Rabbiosa, rabbiosa. Molto rabbiosa anche. Basta stare un po' attenti con l'acceleratore, dai. Perfetto, abbiamo preso l'argento. Perché io ho visto gente che ha fatto 28 secondi. Non so come abbiano fatto, dico la verità. Vedi, c'è gente che ha fatto 28 secondi e 7. IB3. Facciamo queste ultime 2-3 garette e dopo... Bah, quante sono? 3, perfetto, dai. Anche qui traiettorie, molto bene. Basta trovare un po' il punto da andare d'accordo con la pista e la macchina e tu si va via lisci come l'olio. Il problema è trovare quei punti lì. Vabbè, in modo... Ricorda un'auto molto potente, accelerando al massimo potrà vincere sta coda. Mi sono accorto come prima. Il rischio maggiore durante la sterzata, dato che l'auto potrebbe scomporsi. Prova a accelerare leggermente per raddrizzarla prima di accelerare in fondo, va bene. Seguirò il tuo consiglio. Che macchina abbiamo? La Corvette. È un po'... Poi io devo capire come cambiare la visuale, che non ho capito. Ah, sono partito da bestie. ...34. Oh sì, devo migliorare. No, riprova. Non esiste. Almeno l'argento ho detto, quindi... Proviamo, è un po' difficile da guidare sta macchinina qui, eh. Ah, ecco come si fa...
dai. 38. No, no, no. Riproviamo. Salta. Devo sterzare un po' prima, ho girato tardi nell'ultima curva prima del traguardo. Ma sono stato troppo sul cordo, vabbè. Ma l'ho toccato appena appena. Che stronzi. Vabbè, non fa niente. Bah, proviamo un'altra volta, massimo due, dopo mi fermo. Ti ripeto, vorrei prendere almeno l'argento. Dai che ce la facciamo, dai, 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 dai. Per un decimo. No, sì, però non esiste per un decimo di secondo. No, Dio, è andato fuori. Devo girare prima. Ho paura di andare sempre addosso. E ciao, dai, buonanotte, sogni d'oro, dai. Proviamo l'ultima volta come va. Basta. Va bene. Va benissimo. Argento. Basta mettersi un attimo, cioè vedete 4-5 volte quelle che sono. Vi rimettete lì. Basta trovare un attimo i punti per accelerare, frenare e via dicendo. Basta mettersi un attimo. E abbiamo vinto la Honda NSX Type R del 92. Un'altra bella bara. Allora, quante... Cosa abbiamo? Altre due. Dopo mi fermo. Facciamo queste due qui. Vediamo se riusciamo a farlo in 5-10 minuti. E il problema è risolto. Traiettoria, anche questo, va bene. Controllare il traiettoria associato ondulato, va bene, le inclinazioni tendono a complicare sterzata e le pendenze causate a testa coda, bene, consapevolezza e condizioni della pista ti aiuterà a mantenere il controllo durante l'accelerazione, va bene. Chi se ne frega, via, come se non ci fosse un domani.
Ciao. No, sì. Ho sbagliato completamente la traiettoria. Proviamo a mettere... Ah, cioè, vabbè, sì, ho toccato il muro in effetti. Però se andiamo avanti così le finiamo domani mattina. Oh sì, 41. Vabbè. Sì, devo migliorare di 2 secondi. Proviamo, ma... qua è fatico. Gli ultimi due mi sa che dovremmo accontentarci del bronzo. E sì, ciao. Proviamo, ma ho i miei dubbi. Oh sì, non ce la fa. Dai che forse ce la facciamo. Abbiamo preso l'argento. Non me la sarei mai aspettata, comunque va bene. Dai, l'ultima gara e poi ci fermiamo. Esperto? Bene! Grandissima testa di cazzo. Qua ve lo dico, quello che prendiamo, prendiamo. Non abbiamo tutta la giornata. Ecco, nel traiettorio esperto, vabbè. Qui ci sono molte curve, in principio sono gli stessi, va bene. Supera le curve in traiettorio esterno, esterno, interno, esterno, sfruttando l'interno tracciato. In fondo che fuori pista non c'è, non è piatto, perciò mantenere il controllo sarà fondamentale. Bah, vabbè, proviamo. Oh, le Lamborghini! Oh sì, l'abbiamo preso da bestie. Devo tagliarla di più. Che è praticamente no, me la... Va bene.
provo a mettere... Dai, concentrazione, ritmo, velocità. Ma ancora l'ho tagliata troppo, non è vero. Perché vai di qua e di là come una trottola? Mi hai fatto perdere. A parte che sono senza controllo trazione, cioè senza controllo stabilità, quindi posso anche capirli. Vediamo se riusciamo a prenderla come Dio comanda sta curva qua. Oh sì, mi accontento del bronzo, no, sì, del bronzo. Migliorare di 1,5 secondi non è facile. Intanto facciamo così, poi al limite me lo farò io da solo. Bene, abbiamo ottenuto anche le Lamborghini, va bene. Cioè abbiamo già preso metà auto. Prove a tempo, molto bene. Aiuto internazionale B, perfetto. Ora che è la patente poi c'è da entrare al gioco prove a tempo, va bene. Non ci sono altre patenti mai first Gran Turismo, non ci resta che puntare della vita della classifica. Perfetto. Beh, siamo già a più della metà. Cioè, rally musicali non lo faccio perché sessioni prova cos'è che... sessioni prova, collezione... Cosa posso guidare? Ho schiacciato a tua scelta. Questa modalità ti aiuterà a familiarizzare con la differenza tra le auto. Ah, tutto lì, niente. Va bene. Vabbè signori, io vi saluto, come sempre vi ringrazio per la visualizzazione, vi invito a iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare e condividere, in modo da far crescere me, serie e canale. Grazie ancora per la visualizzazione, a presto da Joker Gaming.